Va alla squadra del Liceo Copernico la coppa della sesta di sfida matematica che porta direttamente alla gara nazionale di Cesenatico. È stato questo il risultato della gara squadra organizzata dalla Facoltà di Scienze Matematiche e Fisica che ha riunito nella palestra Miro di Folzano più di 200 studenti delle scuole di Brescia e provincia. Elena e Michele ci racconteranno alcuni momenti della giornata in questo servizio. Tattica e gioco di squadra è il centro della disfida matematica in cui più di 200 studenti divisi in 29 squadre si sono sfidati a suon di numeri e formule. L'idea di fare una gara di matematica ci era stata data da una collega di un istituto di Brescia e così ci abbiamo pensato un po' e abbiamo visto sin dall'inizio che i ragazzi hanno aderito con entusiasmo, ne abbiamo avuto subito tante squadre e il fatto che siamo giunti alla sesta edizione dimostra che questa è un'iniziativa che ha successo. Ha successo perché è un'iniziativa anche sportiva. Cioè non c'è solo la matematica dietro, ma c'è anche l'agonismo, lo sport, il lavoro di squadra che è fondamentale in questo caso. Come ti sei preparato a questa gara? Abbiamo fatto diverse prove online sui vari siti che ci sono e ci siamo trovati anche a casa, abbiamo fatto un po' di esercitazioni tra di noi, è la nostra prima volta che lo facciamo e è stata una bella esperienza, comunque vada a finire. Poi... E che aspettative hai? Vabbè, ovviamente si spera sempre di arrivare almeno ai nazionali, poi vabbè, è la prima volta che partecipiamo, quello che sarà sarà, però sono convinto di far bene, dai. Perché ami la matematica? L'amo perché è quello che più si avvicina alla perfezione che conosciamo e quindi nella matematica mi piace anche la versatilità e il divertimento che si può trovare nell'inseguire questa materia qua. E come ti sei preparato a questa gara? In realtà non ci siamo preparati, noi speriamo, incrociamo le dita poi. Abbiamo fatto qualche incontro a scuola però non è che abbiamo fatto nulla di particolare per questa specifica gara. Anche all'Università Cattolica o solo per la vostra scuola? Sì, abbiamo partecipato agli incontri che sono tenuti all'Università Cattolica, abbiamo fatto 4-5 incontri. Siamo trovati tutti insieme a fare qualche esercizio, ma niente di che. Comunque sì, siamo venuti qua a partecipare. Sponsorizza? Allora, abbiamo il progetto Lauree Scientifiche, che è un progetto ministeriale che finanzia un po' di soldi, poi c'è il Dipartimento di Matematica e Fisica della Cattolica, il Seminario Matematico di Brescia, che ci dà un finanziamento e poi basta, per il resto ce la caviamo con le nostre gambe. Ed è un evento di rilievo, insomma, è importante. Sì, questa è la sesta edizione, insomma, i primi anni partecipavano, non so, 18-20 squadre, adesso negli ultimi anni sono quasi 30, quindi stanno anche aumentando, ci sono delle scuole di Bergamo, delle scuole di Mantova. È dedicato allo studioso e drammaturgo bresciano Mario Pollonio la 13ª edizione di Crucifixus Festival di Primavera. Nel ricco calendario anche uno spettacolo realizzato dai ragazzi. Vediamo insieme il servizio. Professor Bernardi, quali sono le tematiche centrali quest'anno Crucifixus? La tematica fondamentalmente è sempre una sola, prima la passione di Cristo e poi la passione dell'uomo. In realtà sotto c'è un problema fondamentale, visto che siamo a primavera e ci sono anche le elezioni politiche, è come si fa a rigenerare eticamente una comunità, una società come la nostra. Se non ci si ritorna continuamente con delle riflessioni, con delle provocazioni, con delle proposte, come vediamo una società si degenera. Qual è il contributo dell'Università Cattolica alla realizzazione di questo evento? È molteplice, diciamo, dal punto di vista del vertice, sia il sottoscritto come Carabina, cioè i due direttori artistici, sono entrambi della Cattolica, docenti di discipline di teatro,
e insieme ad altri si organizza tutto quanto il festival, soprattutto si fa questo lungo rapporto di collegamento con le entità territoriali, perché la caratteristica di questo festival è che non è un festival normale come tutti gli altri, ma c'è un coinvolgimento di istituzioni, come si può vedere dai loghi, enorme, e questo richiede un sacco di lavoro. Invece c'è un coinvolgimento degli studenti molto forte, studenti o ex laureati dello STARS, della Cattolica, bravissimi dal punto di vista organizzativo, nella comunicazione, però ci sono anche degli studenti che fanno degli spettacoli, anche ex laureati che hanno creato dei gruppi teatrali e che avranno una parte non irrilevante all'interno di tutto il festival. Anche l'associazione Elea sarà presente al Crucifixus. Qual è la vostra proposta culturale? Allora, per questa edizione del Festival Crucifixus, come associazione culturale Elea, proponiamo una collaborazione con un'altra associazione, l'Associazione di Milano Materiali Scenici e la cooperativa Calabrone di Colle Beato ai Campiani. Si tratta di un laboratorio di teatro sociale integrato con alcuni ragazzi della nostra associazione e i ragazzi ospiti di questa cooperativa, un laboratorio condotto da due operatrici di teatro sociale, e all'interno del festival porteremo l'esito di questo laboratorio integrato. Si tratterà di una sorta di cena spettacolo, un'ultima cena. Il titolo sarà Stomaco vuoto. Insieme al festival abbiamo pensato di chiedere agli spettatori, al posto di pagare un biglietto, di portare in dono un cibo, una pietanza, e il pubblico riceverà in cambio delle storie raccontate da noi, dai ragazzi, delle storie di vita, delle storie di passioni che andranno a incrociarsi con la passione di Cristo. Si tratterà quindi di una sorta di cena in cui andremo a riempire, sia con il cibo portato dagli spettatori sia con le nostre storie, questo stomaco vuoto. Don Adriano Bianchi, qual è il ruolo della diocesi nella realizzazione dell'evento? La diocesi ha una serie di attività teatrali nelle sale della comunità, nelle parrocchie, perché in ogni oratorio, in ogni parrocchia ci sono appunto teatri, e in questo si è sempre sviluppata un'attività teatrale. In particolare su Crucifixus in questi anni la diocesi ha sempre accompagnato questa esperienza di teatro sacro. Ci piacerebbe che il teatro sacro diventasse un modo anche di vivere il teatro nelle nostre parrocchie, nelle nostre sale, e di portarlo anche un po' nelle nostre chiese, perché il tema di Crucifixus è il tema della passione di Gesù, e quindi è un tema religioso, è il tema cristiano che entra però nella vita degli uomini in questo approccio fondamentale che il teatro ci dà. Ultimi giorni per iscriversi alla scuola EMAS Ecolabel dell'Università Cattolica. Ad aprile inizieranno i corsi per diventare professionisti dell'ambiente. Ascoltiamo dal professor Stefano Pareglio, direttore della scuola, quali sono gli sbocchi professionali e i contenuti del corso. Imprese ed enti locali si confrontano sui sistemi di gestione ambientale. La scuola EMAS ed Ecolabel presenta le novità dei regolamenti comunitari e i nuovi corsi di formazione per professionisti ambientali. Professor Pareglio, quali sono le novità della scuola EMAS ed Ecolabel per quest'anno? Un'ulteriore flessibilità formativa, nel senso che noi diamo la possibilità agli studenti di seguire i corsi per intero, di seguirli per singoli moduli e di seguirli addirittura anche per singole lezioni su dei temi importanti come, cito il cambiamento climatico, le novità dei regolamenti EMAS ed Ecolabel introdotti da gennaio dall'Unione Europea, sulla normativa ambientale, sui sistemi di gestione ambientale, sulla capacità di costruirsi una professionalità come auditor. Fabrizio Nodari, sei un ex studente. Qual è l'importanza di un professionista ambientale in un'azienda? Oggi come oggi l'importanza è quella di rispetto totale delle tematiche ambientali, visto quello che sta succedendo negli ultimi tempi, e quindi ogni azienda che vuole continuare a lavorare su qualsiasi territorio deve rispettare queste tematiche, quindi è importantissimo.
Norzinc è un'azienda che da anni adotta politiche verdi. Quali sono i vantaggi che le aziende possono avere dall'adottare politiche verdi? Ottimizzazione dei propri processi e del consumo di risorse e differenziazione sul mercato per accedere appunto a nuove opportunità e distinguersi dalle altre aziende. Per noi la competitività si gioca anche nel campo ambientale. Perché Norzinc ha scelto di fare un partnership con la scuola EMAS ed Ecolabel? Perché è importante essere affiancati dalle istituzioni e quindi poter trarre anche da loro spunti per il continuo miglioramento delle nostre attività. E quali sono i campi in cui i professionisti ambientali possono inserirsi dopo il diploma? Ovviamente in tutte le aziende che decidono di seguire la strada dell'ambiente, quindi del miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, nonché nelle pubbliche amministrazioni che hanno un occhio di riguardo verso queste politiche.